Luca Terrazzino, un macellaio 23enne di Raffadali, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno trovato a bordo dell'auto su cui viaggiava il giovane 20 grammi di hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere immessa sul mercato. Il 23enne è stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione, strumento quest'ultimo che è stato sequestrato unitamente alla droga. E sempre a Raffadali, i carabinieri, a seguito di specifiche attività di controllo, hanno anche segnalato alla prefettura di Agrigento un ventenne per assunzione di marijuana. Un 23enne invece è stato denunciato a piede libero poiché trovato in possesso di 2 coltelli di genere vietato. Spostandoci a Canicattì, un 41enne del luogo aveva aperto a nome dell'ignara suocera un finanziamento per l'acquisto a rate di biancheria intima. Il raggiro è stato scoperto dopo che la signora si è rivolta al locale commissariato di polizia per segnalare le pretese della società finanziaria che gli aveva inviato avvisi di riscossione per circa 3.000 euro. Dalle indagini dei poliziotti si è riusciti a risalire all'identità del 41enne che è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona. Dal Tribunale di Agrigento infine il GIP Alfonso Malato ha disposto il divieto di dimora nel comune di residenza per un 39enne empedoclino, NI sono le iniziali del suo nome. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati e tentata estorsione. Dalle indagini condotte dai poliziotti del commissariato di Porto Empedocle, il 39enne avrebbe più volte picchiato l'anziana madre per estorcergli delle somme di denaro. L'ultimo episodio di violenza si sarebbe verificato poche settimane fa.